una pagina importante dell'economia della provincia. Sì, è una pagina sempre più importante, diciamo, grazie al lavoro che stanno facendo dall'amministrazione comunale, agli organizzatori, diventa sempre più grande e riscopre quello che era la sua grandezza nel passato. Quindi non è un tuffo nel passato, ma diciamo che è il passato che si porta al futuro e dà prospettive nuove all'agricoltura, soprattutto all'allevamento, anche per i giovani che intendono portare avanti quello che è una professionalità storica della nostra provincia, ovvero la pastorizia. Quest'anno il tema di tutti gli appuntamenti che hanno segnato l'intera fiera, i giovani, il lavoro e la restanza, la continuità generazionale delle aziende. Sì, sappiamo che il problema principale della nostra provincia è lo spopolamento, i giovani che ne nascono pochi bambini e i giovani che ci sono non hanno prospettive e devono andare via, quindi dare opportunità, creare la condizione per cui questi ragazzi possano restare, creare una famiglia, creare anche azienda è una cosa importante, quindi ben vengano iniziative come questa che danno loro la possibilità di entrare in un mondo che può essere sia produttivo ma allo stesso tempo può essere anche soddisfacente, perché sappiamo che i ritmi di vita moderni mal si coniugano con quello che è il benessere personale, quindi un'azienda agricola potrebbe dare magari anche da quel punto di vista dei vantaggi. Fiera di Ollastra ha oltre 60 allevatori, più della metà giovani allevatori. Sì, ecco, questo è importante, è un dato che ci fa ben sperare perché i giovani possono, come dicevo, costruire una famiglia, un futuro e portare avanti quello che è una tradizione importante, è un settore produttivo che può solo crescere.